Secondo telefonino, faccio vedere secondo telefonino, ok? Secondo telefonino, anche questo lo mettiamo all'interno. Giuseppe, allora mescola i 3 telefonini in modo da non far capire quello. Tu rilassati perché adesso ti devo obnubilare, ti obnubilo con queste lenti in modo che tu possa essere obnubilato. Rilassati, ecco, hai l'orecchio? Sì, c'hai l'orecchio, perfetto il padiglione. Andiamo col secondo sorrisino. Buoni, calma. Adesso dobbiamo isolare, cari amici, isoliamo per l'esperimento la parte pensante del nostro Danilo. Ok? Adesso dovresti sederti qui su. Allora, adesso alzati in modo che l'elenco possa isolarti, rilassati. Ti metto in posizione attiva, ok? Rilassati. Ti metto, adesso, stai attento, ti metto in on. Dunque adesso, calma, buoni. Giuseppe, vieni Giuseppe. Dovresti porre Giuseppe, poni i 3 telefonini, Giuseppe. In fila? Sì, in fila. No, mettili a mosaico. Sì. Fila. Allora adesso tu rilassati perché adesso tu troverai il tuo telefonino, partirà una base, io ti do, vedi, questo coltello magico, questo è un coltello magico famosissimo, un coltello magico come la spada magica di Schwanar, vedi, lo coltello magico, infatti la prima cosa che tocco svanirà, 1, 2, era come sparare sulla Croce Rossa. Tu guarda, allora, guarda, partirà fra poco una base, Danilo, rilassa, tu con questo movimento, vedi, il movimento è questo, vedi? Tu con questo movimento, Danilo, vedi, questo è il movimento, Danilo, il movimento è questo, Danilo, vedi, il movimento è questo, Danilo, questo è il movimento, Danilo, vedi, questo è il movimento, Danilo, questo è il movimento, tu dovrai indicare, vedi, questo è il movimento, Danilo, questo, dovrai indicare quello che tu sei, aspetta, quello che dei tre senti essere il tuo telefonino. Vai, rilassati. Sei bravissimo. Tu troverai il tuo telefonino. Non è che mi sto divertendo da morire io, No, vedi, Danilo, il movimento è questo, vedi, questo è il movimento, vedi, questo è il movimento. Devi trovare il tuo telefonino. Vai, continua con la musica. Che lui preso il gusto. Danilo, vedi, il movimento è questo è il movimento. Devi indicare quale dei 3 è il tuo telefono. Indica quale dei 3 è il tuo telefono. Quale? Questo? Sei certo? Sei sicuro di questa scelta? È incredibile, sei sicuro di questa scelta? Tu sei certo e hai una certezza quasi assoluta. Hai sentito come un'energia, vero? Un'energia, Giuseppe, un'energia. Questo quindi non è il tuo, giusto? Questo non è il tuo. È la prima volta che faccio questo. Sì, neanche questo è il tuo. Metti in macchina. Allora, no, buoni, aspetta, è molto tragico. Mi chiami un taxi intanto. Dunque, allora, rilassati, tu hai scelto questo, ti metto in off. Dunque, allora, adesso tu hai scelto questo, ok? Giuseppe, lui lo abbiamo forse influenzato noi, no. Giuseppe? No, gli abbiamo forse detto, Danilo, scegli quello, Giuseppe? No, Giuseppe. Adesso, Giuseppe, prendi il sacchetto, lo abbiamo fatto spaventare, ma in realtà tira fuori il telefonino, lui ha scelto, abbiamo rischiato e tira fuori, dallo al... Barbie. Anche, però è carino, lo puoi tenere come souvenir di insieme. Mo che fa? Hai soldi qua. Come? Aspetta, cosa dice Danilo? Cosa dice? Mi avrai graffiato il display sicuro. Mi avrai graffiato il display, quasi. Sbaglio sul serio. Allora adesso c'è una soluzione a tutto ciò. Devi vomitare? No. Allora senti, vai dietro. Allora cortesemente afferralo, sei off per ora. Afferralo come una motocicletta, bravo. No, non accelerare, se no gli fresi la tempia, capisci anche tu che è brutta come cosa, la legione robo-temporale ne risente. Allora, cortesemente, giralo verso il pubblico, roteo, piano, perché uccidevano i Viet Cong, così li uccidevano. Ecco, rimettilo a posto, rigiralo, fammi vedere, perfetto. Allora, Danilo, adesso sei sul mare. Danilo? Oh, Dani, sei sul mare. Stai per incrociare la barca della team, Dani, sì, rigiro. Stai immaginando lo spot? Chiamane 2 di ambulanza, facciamo tutto una cosa.
Pure una per me, va. Allora, stai sciando, stai facendo sci nautico e stai per ritrovare il tuo telefonino. Every day, every night, every second. Felice! 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 Giralo! Felice! Felice! Sci nautico! Sci nautico! Felice! Felice! Sollevati! Guarda! So che sai. Vieni! Monocorno! Sì. Giuseppe, poni lì all'interno. Giuseppe, vai di là e suicidati. Allora adesso, allora, tu sei sempre stato seduto qui sopra. Tu non ci crederai, ma il tuo telefonino lo hai covato. Il miracolo è avvenuto. Grazie. Avanti, lei deve fare moto. Faccio moto che fare? Se accattasse la cicletta. Come? Sì, è moto perché mi accattare la cicletta, giusto? Va bene, compriamoci questa cicletta, dice, perché lei una volta che compra la cicletta comincerà a sudare. Io l'unica volta che sudai con la cicletta furono 2 volte. La prima volta quando mi accattai in suo prezzo, 850, quando? 850 e spatti senza rote. Ma che sei di scemo? 850 lire. Una cicletta. La seconda volta surai quando l'ho per montare. Il più pezzo, il più grosso era lo stesso. E non vi dico che per spendere un'altra 300.000 lire perché non mi hanno dato le istruzioni in italiano e mi abbacattare magari il vocabolario inglese e italiano perché non si capiva niente, niente assolutamente, non ho perso neanche un grammo, niente, zero totale. Tornai da, dice no, dice, forse lei deve seguire diversamente, dice ma sta provando a mangiare cose diverse, ma cose diverse, mi rese una specie di cosa da mangiare che era una cosa tristissima, non cattavo più mangiare andare alla salumeria, lo cattare andare alla farmacia. Pasta di crusca, schitta, senza olio, solo ugghiuta e basta, l'acqua fuori dai pasti, alcol, no, c'è alcol, non se ne parla manco se si sgaggia, come? C'è lei magari che si sgaggia, l'alcol non lo deve vedere, dice perché sono in grassa, ma chi è? Non ho perso niente, niente assolutamente, e allora dice lei deve andare in palestra. A me non andava a palestra, vado in palestra e allora ero arrivato a 250.000 lire del dottore, 850.000 lire di ciclette. Andare in palestra significa presentare se da uno dice buongiorno mi vorrei iscrivere in questa palestra, va bene, mi deve dare una cifra a fondo perduto. Scusa, come a fondo perduto? Che ci sono i segretari, 5 addetti, allora come perché la devi perdere queste soldi? Dice no, c'è una somma a fondo perduto, va bene, somma a fondo perduto, iscrizione minimo per 3 mesi, giusto? 3 mesi, poi il lunedì, mercoledì e venerdì oppure martedì, giovedì e sabato. Se uno perde uno di sti giorni non li può più recuperare. Poi per quanto riguarda l'abbigliamento deve essere consono a quello che è il contesto, perciò non è di essere formato da testa a fine pere. Circa 850.000 lire per essere firmato graffato perché ma se non mi rapevano manco un puttacato, giusto? Una volta che uno si presenta così circa 1,5 milioni, 1.600.000 lire per fare se 2 giri entra in salotto, perché poi queste palestre sono una specie di salotto, uno si fa girare da salotto e spatti e vede scritto quando è spogliatoio c'è scritto la direzione non si assume la responsabilità se vi fottono un portafoglio. Ma come? Con tutti questi soldi che vi stanno questa maniera, io non ho perso niente, niente assolutamente, la tristezza, che se mi dovete credere è una cosa tristissima, sto fatto da dieta. Mia moglie ha capito, dice, senti, non è più il caso quando mi trovavo accucciato, non era con il frigorifero che ci chiangeva. Passava manicchia e piccicalla della pella, non ce la sta facendo più, non ce la faccio più, invece no, basta. Allora a un certo punto basta più, e che ci fa? D'altronde nella vita non è che mi ha chiesto di fare sicchi, non ci sono problemi, ci sono anche vantaggi. Io ad esempio non ho problemi di rughe non ce n'ho, assolutamente. Poi c'è anche un altro fatto, ma mi può raccontare a qualsiasi cosa, oramai starato come sono, ai miei non mi rizzano più i manchi anni, mi possono dire veramente qualsiasi cosa, non mi interessa. E poi c'è una cosa molto simpatica, quest'anno io parteciperò ad un corso molto bello, una specie di gara, che si chiama la 24 ore di Le Panza. È molto bella, è una specie di 24 ore dove uno nell'arco delle 24 ore si può mangiare tutto quello che vuole.
Uno comincia e già l'anno scorso ho vinto immediatamente dopo abbiamo festeggiato con una bella manciata a mia casa, ci siamo divertiti da matti e quest'anno rifacendomi ai nostri padri latini devo veramente riconfermare il mio record, se non addirittura superarlo, perché l'anno scorso ho vinto mangiandomi il 50% del fabbisogno alimentare di Nicolosi. E quest'anno, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano, che non significa mente sana nel corpo sano, significa mai accontentarsi delle mezze porzioni, avanno mai a mangiare tutto il paese Nicolosi. Le vere vittime della pubblicità, purtroppo, devo dire, sono i nostri bambini. Ormai il nostro dialogo con i nostri bambini, qual è? La videocassetta. Per farli stare zitti non c'è miglior modo della videocassetta. C'è un piccino che dice dicendo, papà usciamo, pum! Appena vede una ladina così. Bloccati. Quindi si bloccano, ci mette la bella principessa addormentata nel Nescafè, quindi, pac! Li bloccano, vanno sul televisore, non si muovono più da casa. Ci sono 100.000 titoli. La bella addormentata, la sirenetta nel brodo, com'è? La sirenetta chi da in fondo al mare, la sirenetta e basta. Aladino, Uzzupino, ce n'è di tutti i colori. Oramai i nostri bambini sono legati e parlano con il linguaggio delle pubblicità. Io l'altra volta che poi i bambini cosa fanno? Vedono in quello che fanno quello che vedono in TV. L'ha fatto un amico mio, è andato dal bambino, si ci avvicina, ci parla, gioia mia, adesso di che cosa hai fatto oggi? Che tu piglia una seggia e ci fa tartaruga ninja, pum! 4 punte ospedale, o dottore ci sa che lei è successo, dice niente, ci si è messo un quel piseggio una tartaruga ninja. Che c'avevi a dire? Che la videocassetta gliel'ha regalato lui. Che poi, vedete, i bambini sono quelli veramente che recepiscono di più, infatti la parola stessa lo dice, rimbambiniscono. È colpa dei nostri genitori. Che poi, per esempio, allora, le pubblicità più straordinarie, io vorrei veramente conoscere, mi vorrei levare questo dubbio, conoscendo l'inventore di Sailor Moon. Signori, non siamo più liberi di acquistare, ormai io mi ricordo, ora c'hanno 1 anno e mezzo, manco sanno rire mamma e papà, però ti sanno rire Sailor Moon. Tu una volta ci compravi qualsiasi cosa, ora ci accattare tutti i cosi Sailor Moon. Dici che cosa vuoi? Appena salamma. Non sanno parlare che vuoi? Salamma. Che te le Sailor Moon, i scheppi Sailor Moon, uscetti Sailor Moon, urroci Sailor Moon, i quasetti Sailor Moon, per carnevalo vestiti Sailor Moon, i coine Sailor Moon, tutti fermi, tutti i cosi Sailor Moon. Se ormai tu parli ai bambini, la bambina tu la chiami per nome, no? E ci fai Stefania, amore mio, vieni, la piccina manco tu una conto. Così. Stefania, gioia mia, vieni qua, se gli dici le paroline magiche, Sailor. La piccina fa un sabato un notore solo. T'accappotti il terreno, che c'è? È vero, guardate che è una cosa che io non conoscevo, l'esistenza del Tamagotchi. Lo conoscete che c'è il pulcino virtuale? Pare che notte che fare un naviemo, c'è il pulcino che ti chiama, va in gabinetto, ti chiama o puddicino, ti chiama di giorno o di notte, mentre tu dormi, che se ti chiama tuo figlio c'è un pugno in testa, o puddicino ti può chiamare. Che io l'altra volta ho visto scena, eravamo a casa, seduti, stavamo mangiando tutti a tavola, a un certo punto sente fare pipì, stiamo morendo puddicino, ma non è sto puddicino. Ce l'avevano Tamagotchi e può anche morire, la cosa bella che può morire un puddicino. E se ci arriva a morire sto puddicino, i chianti, non si può notare più. Ci devi comprare un apparecchio che c'ha un cavallo, scecco, 4 succi, tutte cose da riccio. Ora vanno i bambini a 2 anni e mezzo, vanno in crisi. Vicino a 2 anni e mezzo vanno in crisi. Vanno uno psicologo, c'è un psicologo Pipiceriddi, che ti dice, Safira, a dire tu psicologo che il bambino viene violentato mentalmente, perché gli viene a mancare una persona affettiva. E noi, che abbiamo giocato una vita appoggiata a un palo, a così a nascondino, 10 anni, a così 1, 2, 3, 4, che facevano? Con fazzoletta scientificata 4 di 3, 4 di 3. Numero 3, e poi tirano. Qua afferrava due fazzoletto, era come se vinceva la Coppa dei Campioni. E siamo tutte sane e salve, non è successo niente. Ora ti fanno la bambola, mangia e caca.
156.000 lire, non so quanto costa, dalla GIC. Perché non ci basta, non so, fa la piccerina, pure a Blancagie. Che farà via? Ormai ti fanno vedere i genitori, i bambini, distruggono la casa, contenti, ma contenti. E allora c'era la pubblicità, quella là, che c'era, non mi ricordo cos'era, il Mastro Lindo, non mi ricordo, c'era tutto pulito, Osomar finisce di passare la cera, c'ha già su un cane, tu mangi dopo una giornata di arriva un cane, plap, 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 e ci inchiappa tutta la cucina. Somati, resate, ma contenta! Tu immagini, contenta! Tieni forte il risate, non ti preoccupare che stai prendendo Masciolindo, sai, ci va a scopantiero, capito? Che se succede in Sicilia è una cosa chissà, dici chi c'è per mangiare stasera? Un cane, capito? Perché poi tu ne esce pazzo, perché tu ne esce pazzo, giustamente. Che poi, io non mi scorderò mai la pubblicità della Ava. La ricordate tutti? Che c'è la tavola bianca, tutto pulito, bello, la tavola picciriddo, senza motivo piglia o piatto con succo, pam! E c'è un coppola nella tovaglia, un succo, addirittura ci fa una sticicenda, ti fa spieggio, va, tipo come picciriddo capito. So padre, contento, si c'ha la Goku, che bravo mio figlio. Talmente contento che ci fa non ti preoccupare. Dice tanto c'è Ava che pulisce tutto. I bambini che fanno? Vedono in TV lo fanno pure, io l'ho potuto fare pure da piccolo. Ho aspettato la domenica, un mare di parenti, la tavola che è più bianca che non ce n'era. Guarda, pigliava la suppera con succo, veramente tutta piena. Ho aspettato il momento, guardatemi. Pam! Un succo caschi dopo non ne tende, signore e signori. E ora mi aspettava a me pace. I timpulati me pace. I timpuluni me pace. Ancora ci ciccanno Ava. Ava fanculo, va, perché... Ecco, lui si presenterà alla sua donna così. Anfora in mano sulla vita, alto, slanciato, agghindato, aitante, gambe divaricate. Gambe divaricate. Gambe divaricate. Scuosciati. Apri. Ecco, è il momento. Lei arriva, tu sei pronto, tutti ti vedono, ma tu chi sei? Signori, ecco a voi l'otto di coppe. Ora, ditemi se non sembra l'otto di coppe, va. Ditemi se questo è il modo che mi deve fare combinare. Cioè, una bomboniera sembra, va. Devi ballare la tarantella. Io non la ballo la tarantella. Come si balla la tarantella? Non lo so, fammi vedere tu. Guarda come si balla. Pollici, sotto le ascelle, sotto, sopra. Io non ci arrivo, perciò non è che non ci arrivo. Mi devo abbassare io. Così. A questo punto sei pronto? Sì. Sei pronto? E balli. Patà. Ce l'abbiamo una musica siciliana, regia? Per cortesia, lo voglio mandare. Guarda come si balla la tarantella. Guarda. Patà. Aspetta. È semplice, la donna ti vede, sei pronto? Io non ho capito solo se devi prendere il cavolo e il dado. Non ha importanza, tu ti metti in posizione, la musica parte e tu sei con il patà, il ballerino di tarantella. Eccoli, ti lascio, signori, siete in compagnia del vero, autentico ballerino di tarantella. Fonico, la smetti di abbassare questa telecamera, per favore. Appena tu mandi questa tarantella qua, questa porcheria, io vengo là, ti apro la bocca, ti infilo la mano in bocca, arrivo fino alle palpebre e ti sboto come una fede dei cuscini. Perché io questi balli non li ballo. Noi ragazzi siamo underground. Al mio 3 manda la musica e dico io che il vero ballo lo faccio io. 1, 2, 3. E allora...
Fai schifo qua! Ma che musica manda? Ecco perché non mi appattava il patapatà. Ma hai sbagliato musica! Fai schifo! Tanto la scuola è obbligatoria, ma l'ignoranza è facoltativa, Ma poi una cosa che mi fa impazzire a Catania non è sulla scassatina d'estate. I semafori a chiamata. Ne avevano che sperimentare. Ma mannateli a Torino, a Milano, dove c'è un senso, un'educazione civica stradale. I semafori a chiamata a Catania. Intanto già un catanino, io mi fa impazzire il fatto che uno arriva in terza media, organizzano i corsi di preparazione e di educazione stradale. Ci sono questi piccirilli già a 13-14 anni che sono sensibilizzati su quello che è il codice della strada. Arrivati a 18 anni, gli hanno 5 anni per levarsi da testa tutto quello che ci hanno insegnato. Perché a Catania ognuno cammina quando so. Ed è bestiale questo fatto di semafori a chiamate. Ce n'è uno in particolare, a circonvallazione. Cioè praticamente ti decominciano, non fanno fermare mai una macchina. Ci sono macchine che arrivano a velocità, che vedono sto rosso, rallentano, ma non si fermano. Rallentano, a tagliare andava faccia e chi che l'ha mangiato. E ci passano davanti con un sorriso. O ieri stai passando, magari che tu mangi sto rosso. Mi volevi fare fermare e non mi fermo. Ma la cosa che più mi fa impazzire è che c'è sto semaforo che è perennemente rosso e non c'è mai nudo da banchina. Infatti sono le persone che rallentano, camminano piano piano e cominciano a tagliare. Ma come un cio. È pazzesco. C'è gente che si è fermata, è scenuta dalla macchina, ha cominciato a tagliare. Gente che si è ammucciata a rere l'apolo. Per vedere quello che ha mangiato sto semaforo, perché sto semaforo scatta solo. O è un vento. Uno mi resta di ciccio sugli spidi. Ma quale spidi? Spidi Gonzales! Che ma passano a 200 euro perché uno non arriva manca a pizzicare. E poi un'altra cosa che mi fa impazzire, l'educazione stradale. Noi a Catania abbiamo una strada famosa per i giorni quelli che precedono il carnevale, perché i catanesi ci passa solitamente per comprarsi la stoffa per farsi gli abiti di carnevale. E a via Manzoni, una stradina così innocente nel centro storico di Catania, ci sono 2 segnali che il catanese là pecca, perché penso che restano unici in tutto il territorio della Sicilia. Cioè praticamente è divieto di sosta che cifre romane. Cioè noi già avevamo a repellenza o divieto di sosta. Cioè non c'è un divieto di sosta, ci azzeccava la macchina. Secondo me è ufficio per disorientare i catanesi. Perché uno arriva da, gli trova divieto di sosta qua e divieto di sosta da. E c'è la cifra romana, 1 e 2, che non l'hai capito mai, come penso tutti gli altri catanesi. Sto 1 e 2 che significa? Cioè che quando c'è uno a destra sa posteggiare a sinistra, o quando c'è un 2 a destra sa posteggiare a destra. E allora cominciano, c'è gente che scende, ma a destra è tagliano loro qua, o tagliano lo dell'altro lato. C'è gente che si è fermata a domani lo vigili. Io dico, che mi è stato condannato a me, mettetela dopo. Perché magari ti sciamoniscono. E allora qual è il principio che regola il posteggio da via Manzoni? Il primo che arriva, e 7:30. A secondo che non ci viene meglio a posteggiare posto, e tutta l'auto da re. È pazzesco. E poi quando la fila di destra è tutta completa, arrivano e si mettono a sinistra e dicono magari l'altro marciapiede.
E poi arriva l'ultimo verso Manzionno, che già è praticamente tutto lato a destra e a sinistra chino. E comincia a tagliare. Ma andando non la mettere la macchina, a destra e a sinistra. Non c'è posto di qua, non c'è posto di là. Per non sapere né leggere né scrivere. Questa è una cosa bestia. Per non sapere, noi siamo un popolo di analfabeti. Si chiamava Assunta. Unta. Aveva il naso a punta. Unta. Su dove dico. Ico. Mi rifaccia la scopa, Era quasi finale! me la rifaccia! Faccia la scopa! Scusate, ma mi tocca il pitto! Non ne tocco niente! Maria Pescante! Si chiamava Assunta. Unta. Aveva il naso a punta. Ah, sai che a me piace? Aspetta. Si chiamava Assunta. Unta. Aveva il naso a punta. Unta. Su dove dico? Ico. Ce lo verifico. Che c'ha? Ma aiutarci, no! Basta! Ma chi è? Non è? Siccome faccio la pifferaia, no? Vabbè, dalle non è. Così per... Lo tolga! Ci penso io, perché scappa! Aspetta, ci faccio il nodo. Così lo leggo. Sta fermo da chi è. Aspetta. Sciumate! Dice strike. Allora faccio un'altra cosa. Lo striptease. No! Posso fare lo striptease? Ma che sto dicendo? Posso fare lo striptease? Ma non dico per te! Ma cosa c'è? Ma non faccia fesseria! Vai con la base. Ma come fa? Scarpe no! Stop! Peccato che farà finire ancora. No, non faccia vedere finire! Raccolga quei soldi, che non sono neanche nostri! Ce li dia! Allora... Basta! No! Se ne va! No! Lei non fa parte dello spettacolo, assolutamente! No, un'ultima possibilità! Mi metto a chiancere! Se per questi casi chiancia comincia a andare, me ne escono gocce lucciolunare acqua! Vuoi che asciuga poi in terra, poi? La rosa può essere mai? No! Allora farò una poesia. Una poesia. Cioè sa recitare? Perché che è? Allora, se sa recitare, reciti, avanti! Allora, una poesia, la scelga lei. Mi faccia qualcosa di Leopardi. Leopardi? Sì. Troppo aggressivo.
No, ti pare così. Un'altra cosa, scelga lei. Scelgo io. Allora, Pascoli. Pascoli, Sì. troppo debole, scelga lei. Foscolo. Troppo un brusco. Ma cosa sta dicendo? Lo dico io. Allora, ne faccio una lei. La Vespa Teresa. La Vespa Teresa. Devo scegliere io. La Vespa Teresa. Ma che razza di poesia è? Signori, la Vespa Teresa. Grazie. Signori, la Vespa Teresa. La Vespa Teresa, un passo avanti. Aveva tra l'erbetta, un passo indietro. No, mi scusi. Chi è? Vabbè, ricominci. Migliore le farà No, una cosina. Signori, la Vespa Teresa. Sì. La Vespa Teresa, un passo avanti. Aveva tra l'erbetta, un passo indietro. Senta, scusi. Deve recitare. Si stia ferma. Ma se ci farà così? La Vespa Teresa. Mi sta sbuttando un cuore. Mi piaceva la Vespa Teresa, un passo avanti. Aveva tra l'erbetta, un passo indietro. Senta, mi scusi. Mi sta bene che allora faccia questo passo in avanti e indietro, ma che lo deve pure dire? No, non lo faccia. Io sto ci farà così, una vero? Scritto là che ci pizzi con la faccia. No. Anzi, mi aiuti pure lei. Anzi, aiutatevi tutti quanti, se no facciamo un'ottica. Andiamo via. Assieme. La Vespa Teresa. Avanti. Aveva tra l'erbetta, un passo indietro. A volo, sorpresa, un passo avanti. Gentil farfalletta, un passo indietro. E tutta, giuliva, un passo avanti. Stringendo la viva, un passo indietro. Gridava distesa. L'ho presa davanti, l'ho presa di dietro. Mi sparò! Perlomeno ha fatto colpo! Se ne va, la sparisca!